Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Stiamo per partire per una meravigliosa traversata atlantica grazie ai nostri due navigatori italiani che sono sempre in giro, si sono fermati un attimo e sono venuti qua. Allora, ben ritrovata Chicca Bono ed Andrea Pestarini. Eccoci qua. Allora, all'inizio della nostra puntata abbiamo imparato un po' tutte le regole per navigare bene, la sicurezza, quello che c'è da guardare, quello che c'è da fare, l'equipaggio, mi raccomando, bisogna essere assolutamente in sintonia. Adesso stiamo per partire, però durante la pubblicità io stavo guardando questi tuoi due magnifici libri e ho scoperto una cosa veramente carina. Allora io vorrei far vedere la copertina di quest'ultimo libro, di La traversata atlantica. Come vedete è un meraviglioso disegno, tra l'altro fatto da chi? Martina. E Martina Francesconi, che è una nostra amica che ha fatto tutti i disegni del libro. Meraviglioso, infatti è un libro pieno di spiegazioni e disegni, ma questo bellissimo disegno è stato preso da esattamente una fotografia di voi, della vostra barca, ve la faccio vedere, perché è una cosa molto carina, molto particolare, anche molto dolce, si fa sentire il cuore che c'è nelle vostre navigate, ma anche nel vostro vivere sulla vostra barca, per cui c'è tanto da dire. Allora iniziamo. Io so che voi mi avete portato una specie di compilation dei vostri viaggi, avete riunito tutti i momenti più belli, più toccanti, più particolari, magari anche quelli più paurosi. Sì. Ecco, adesso li vediamo tutti insieme e insomma io mi metto il salvagente perché questo va fatto quando si sale in barca e aspetto di partire con voi. Raccontatemi tutto, facciamo partire il video e vediamo un po' come inizia il nostro viaggio. Eccoci qua, questi siete voi. Andrea. Sì, questa è la nostra barca, è una barca antica, ma insomma costruita nel 1975, ma ci ha portato ovunque, siamo molto contenti. Questo è il marinaio di bordo. Sì, ecco, adesso arriva, lo facciamo vedere, eccolo qua ancora, il nostro mostro. E in questo video raccontiamo un po' una storia di diversi viaggi. Questo ad esempio è un viaggio che parte è un viaggio al caldo per arrivare in Polinesia francese, alle Tuamotu in particolare, e poi ci sono altri spezzoni che parlano di Antartide, che è stato il nostro viaggio più importante, prima ancora di Alaska, che è stato dove abbiamo scoperto il ghiaccio, l'arrivo quest'anno a New York, il passaggio di Sandy. Meraviglioso. Ci è passato sopra la testa. Allora andiamo, io vorrei con voi iniziare dai momenti più belli, più felici, più spensierati e arrivare invece a quelli un po' più duri, più rigidi. E allora raccontami tu da cuore di donna un po' le emozioni che si hanno quando si arriva in un posto nuovo, quando si vede un panorama nuovo, quando si capisce che tutto quello che si sapeva, che si era abituata a fare, cambia. Certo, emozioni enormi per me sono state l'arrivo alle Galapagos, l'arrivo in Alaska, quindi due paesaggi completamente diversi, l'incontro con gli animali, ovviamente l'arrivo in Antartide e la Polinesia francese, quindi anche l'incontro non solo con la natura ma con le persone, quindi poi si scende a terra, si cerca di familiarizzare, se si parla la loro lingua è meglio, se non si parla come ci è capitato in Giappone si comunica comunque. E ecco, queste sono le emozioni che ti aspetti e che poi effettivamente ti offre un viaggio, ma soprattutto l'arrivo in un posto. Certo, che bello essere accolti, imparare sempre in ogni tappa qualcosa di nuovo. Io so che tu a bordo fai esperimenti culinari laboriosissimi, è vero? Devono essere anche buoni, Andrea, mi hanno detto, è vero? È un po' dubbioso. No, è brava, soprattutto quando riesce a creare un menù diverso tutti i giorni, in 43 giorni di mare, con quello che si trova a bordo, non è proprio immediato, ecco, anche fare cambusa per una traversata lunga è un'arte. Esatto, cosa serve? Allora serve del cibo buono ma che rega tutti quei giorni, quindi a cosa si punta? Quindi ci si attrezza un po', certo ci sono certe verdure che durano di più, tipo il cavolo cappuccio rispetto all'insalata dura molto di più, oppure noi abbiamo a bordo una macchinetta per fare il sottovuoto, quindi anche carne e salumi messi sottovuoto durano molto più a lungo. E comunque si mangia in base a una scadenza naturale, man mano che le cose arrivano al punto di maturazione creano la cena della sera. Certo, per cui laboriosa anche la tua vita lì, non ti rilassi mai anche in vacanza? Beh, ma è importante perché così è quello di ho tenere i delle ritmi, cose, quello che ci dicevamo prima, ecco, questo sì, rimane fondamentale perché siete voi il nulla il più delle volte, per cui è fondamentale. Sì, ecco, vediamo altri paesaggi spettacolari. Qua siamo dove? Qui siamo in Alaska, questa è una megattera ad esempio, qui abbiamo fatto una navigazione dal Giappone all'Alaska e sono i primi incontri arrivati in Alaska, una navigazione lunga perché è durata 43 giorni.
Che bello. Senti, tu mi hai raccontato che Maestrac conosce gli iceberg, allora mi racconti che cosa succede quando si arriva dal grande caldo, si passa al grande freddo e si vedono panorami nuovissimi, anche forse le luci cambiano riflesse dai ghiacci, ma si ha paura? Si ha paura di incontrare qualche cosa che magari può mettere anche in pericolo? Beh sì, comunque quando si arriva in posti così estremi un po' di tensione c'è ed è giusto che ci sia, anche perché se noi siamo umili nei confronti del mare probabilmente abbiamo più chance di andare avanti. E il ghiaccio ha un enorme fascino, però ha anche un grosso carico di tensione, un grosso carico di ansia. Prima di decidere di partire per l'Antartide ho cominciato a svegliarmi alle 4 del mattino mesi prima. Infatti abbiamo visto delle immagini tra l'altro bellissime dell'avvicinamento dei posti più freddi, quindi il mare calmo e bellissimo e le punte delle montagne innevate, meraviglioso. Adesso andiamo a scoprire un momento magari un pochino più duro, abbiamo parlato della meraviglia dell'arrivo, della meraviglia anche della navigata quando va bene, ma c'è invece un momento in cui tu ti ricordi in questi anni che magari hai detto caspita, ho veramente paura, forse in questo momento avrei dovuto essere a terra e non qui? Beh, il mare non mi è quasi mai capitato, nel senso che sei talmente preso dalla situazione che devi gestire e quindi non devi assolutamente perdere il controllo, devi essere sempre vigile e quindi non hai il tempo per pensare. Però effettivamente tante volte per navigazioni un po' impegnative o troppo lunghe io ho detto ma forse non me la sento ed è stato così per l'Antartide. Poi che cosa succede? Che nel momento in cui arrivi dici ma effettivamente ne valsa la pena, però c'è l'ansia, come diceva lui si svegliava prima perché comunque lui ha la responsabilità della barca, è lui che la porta ed è lui che decide, quindi questo discorso è fondamentale. Ma cosa ti ha fatto trovare il coraggio quando dicevi forse non me la sento, cosa ti ha fatto dire sì, ricordarti cosa ti aveva portato l'esperienza dell'ultima volta, l'emozione? La paura di perdere qualcosa. È fantastico, perché non posso perderlo. Bisogna buttarsi, non si può perdere neanche un momento, neanche quello di vero. paura, quello insegna anche in quel caso. Ma vediamo un po', io so che poi con la vostra barca siete arrivati a New York, me l'hai appena detto, qui questo arrivo com'è stato? Deve essere straordinario vederla dal mare, Sì. avvicinarsi. Sì, per me era fra l'altro la terza volta che entravo a New York in barca a vela, la seconda con il Maestrac, è comunque emozionante. L'ultima volta ero stato nel 92, quindi qua più di 16 anni fa, e New York dal mare si offre in maniera spettacolare. Fra l'altro è una città facile da vivere perché offre degli ormeggi praticamente in centro, poco cari, è emozionante, sicuramente emozionante. Ecco, questo dei porti, della questione dei porti, di quanto costa, di come sia la vita in un porto, vorrei affrontarlo tra un attimo. Prima però un altro momento un po' toccante. Avete incontrato, visto l'uragano Sandy, giusto? Sì. Io non ero a bordo. Sì. Non c'eri. Quel giorno forse hai detto per fortuna, però vedo l'occhio. Hanno spostato i voli aerei e quindi non sono rientrata. Ecco. Sì, avevo finito di lavorare su un'altra barca in Massachusetts e Sandy si avvicinava, sono corso verso il Connecticut, ho risalito un fiume, tirato la barca in terra legata come un salame e poche ore dopo avevo addosso questa burrasca, questo ciclone. Comunque per fortuna non è successo nulla a noi, abbiamo scelto un buon posto dove lasciare la barca, altri sono stati meno fortunati, si sa quello che è successo a New York, quello che è successo soprattutto a Staten Island e New Jersey, questo è San Francisco. Eccoci qua, questa è l'America. Intanto andiamo avanti con un po' di immagini perché man mano che compaiono magari avete nuovi spunti, nuovi posti da raccontare. Questo per esempio cos'è? Qui siamo in Bassa California, dall'Alaska eravamo scesi fino in Messico, da qui pensavamo di scendere verso la Patagonia lungo le coste del Sud America. Poi un po' di nostalgia della Polinesia francese ci ha riportato alle Tuamotu e alla Polinesia francese in generale, quindi l'abbiamo allungata di 5.000 miglia, ma ne valse la pena. Certo, adesso scopriamo perché si ha tutta questa nostalgia della Polinesia francese. Prima però diciamo quello che avevo iniziato a raccontare prima, allora la vita nel porto, quando si attracca, quando si è lì, ci si sta magari pochi giorni, no? Ci sono delle difficoltà da affrontare, per esempio i costi, allora hai detto New York non costa molto, ma qualche difficoltà, qualche posto invece costoso? In assoluto ci sono, però è anche vero che in assoluto entriamo in porto pochissimo. Ad esempio l'anno scorso sono rientrato in barca il 5 dicembre e l'unico porto che ho fatto dal 5 dicembre a quando sono rientrato in Italia quest'anno, il 5 dicembre, è stato New York e il marina dove ho lasciato la barca in terra, quindi in un anno sono sempre stato all'ancora. E questo ammazza molto i costi, queste sono le Tuamotu e quindi si capisce perché uno ha nostalgia di un posto del genere. Sì. Sembrano quadri più che foto, filmati, sembra qualcosa di non vero. Ecco, qui invece è il mare che ha fatto danni alla barca, questo è il mio regalo di compleanno dei 40 anni. Era il 2009 e ho deciso di affrontare il Pacifico del Sud in solitario.
E tu l'hai lasciato andare? E io ho sofferto tantissimo perché quando sei a terra, soprattutto se tu sai che cosa si può vivere a bordo, è faticoso, impegnativo, perché sono sempre con l'ansia e vorrei sentirlo, le comunicazioni sono solo via email, poi ho qualche amico che mi fa da ponte, quindi sono tutti i giorni lì a telefonare e a fare ponti radio. Ecco, deve essere un momento un po' di ansia, lo capisco, però di grande soddisfazione e emozione invece essere lì soli con la propria barca e il proprio mare a questo punto, dopo tutti questi anni che si è viaggiato. Cosa ti porti da questo regalo? Cosa ti sei portato dentro? Beh, 40 e 50 sud affrontati in solitario sono qualcosa che dovevo fare per capire che tipo di marinaio sono. Sicuramente so che ci tornerò. Bene, con lei o da solo un'altra volta? Con lei ci siamo stati, una lunga traversata in solitario a quelle latitudini o più d'una sicuramente è nel futuro. Ecco, adesso vediamo il mare che non è esattamente in una condizione favorevolissima, forse ancora per voi è poco, però comunque è già da vedere. Sono quelle giornate che per chi va poco in barca dice no, oggi non vado, invece forse porta molte emozioni, anche di più navigare così, insomma, poi per chi porta la barca lì, insomma, si dà dimostrazione un po' della propria capacità. E allora, eccoti ancora, tantissimi colori particolari, senti, qualche cosa che non ti puoi dimenticare, ovviamente tutte le esperienze, tutti i luoghi, tutti i porti, tutti i paesi ti hanno, immagino, colpita perché è stato sempre qualcosa di diverso, ma un qualche cosa che non ti saresti mai immaginata, che hai visto, hai toccato da vicino e quindi non potrai mai dimenticare? Beh, l'arrivo in Giappone. L'arrivo in Giappone in cui noi non riuscivamo, non parlavamo la lingua e loro non parlavano inglese, siamo scesi a terra, abbiamo tentato di fare i documenti e non sapevamo dove scrivere il nome e il cognome perché ci sono questi disegni incredibili, dopodiché in qualche modo siamo riusciti a compilare i nostri moduli, siamo tornati a bordo, abbiamo lasciato il porto e siamo andati all'ancora in baia e dopo pochissimi minuti sono arrivati non so se fossero degli ufficiali o delle persone del luogo, con un motoscafo e ci hanno portato dei fiori. Che meraviglia, il benvenuto. Il benvenuto, ed è stato ecco. il benvenuto più bello che abbiamo mai avuto. Anche perché questo non si immagina, perché si immagina che le popolazioni orientali magari siano un pochino più chiuse, invece questa è dimostrazione proprio dell'opposto. Ultimi 30 secondi li dedichiamo alla tua prossima tappa, al tuo prossimo grande traguardo. Ci siamo salutati con un viaggio che era da tutto da iniziare, tutto da scoprire. Altro sogno? È riuscire ad andare fino oltre Terranova con la mia barca, tornare al ghiaccio. Abbiamo comprato una stufa, dobbiamo usarla. Per forza, va usata. Posso dirvelo anche io, un mio piccolo sogno, quello di partire insieme a voi, insieme a Maestrac. Un giorno, magari per un pezzettino piccolo, mi portate, sarò bravissima, a pochissimi bagagli, tutte cose morbide, mangerò anche poco, finalmente sarò magra quel giorno e partiamo, va bene? Senz'altro. Va bene, allora grazie. Intanto io faccio così, nel mentre mi preparo, studiando a memoria il tuo ultimo libro, La traversata atlantica, preparazione tecniche e rotte di un navigatore oceanico. Non si può partire per una grande traversata senza sapere tutto quello che è contenuto qui. Allora, grazie Andrea per averci raccontato un po' la vita di mare, grazie Kika per aver accettato il mio invito e per essere venuta anche tu a raccontarci cosa si vive veramente quando si gira il mondo in continuazione, grazie anche a voi per averci seguito. Prima di salutarvi voglio fare un saluto speciale, voglio salutare Antonio, ciao, grazie veramente a tutti, grazie a voi, ci vediamo domani sera, buona serata a tutti.